un minestrone super goloso fate un trito di cipolla, sedano e carota e fatelo imbiondire dolcemente in una casseruola. Aggiungete uno spicchio d'aglio, una foglia di alloro e pure una di salvia. Peperoncino poco se volete, poi spezzettateci dentro una patata. Coprite con acqua e salate. Mettete anche il rosmarino e poi coprite. Aggiungete la scorza del parmigiano e continuate ad aggiungere acqua quando vedrete che si asciugherà troppo. Mettete una zucchina a cubetti. Poi aggiungete fagioli a sentimento, piselli, bieta, broccoli già cotti. Ingrediente segreto: un pizzico di curry. Poi giù con l'origano, i pomodorini, infine un bel ciuffo di basilico. Dopo un'ora circa il minestrone sarà pronto e impiattate con un crostino, un filo d'olio e parmigiano. Sarà buonissimo, buon appetito!